Meno di un minuto alla partenza della quarta corsa, prova per 3 anni a reclamare, in salchi ci sono i Gentleman Drivers, sono 11 dietro le ali dell'Autostart, favori per Ginevra Mark numero 5 con Giuseppe Colantonio, la figlia di Ideale Luis è la cavalla più attesa, 2,50 la sua quota, 4,50 per Gurdjieff Club con Samuele Querci, 7 Giogiti con il numero 11 Michela Rossi, 9 Java dei Greppi Nicola Del Rosso, 8 Ginevra Dalifont Daniele Zanardi, scusate, per una prova che comunque si attende molto incerta. Countdown che sta ormai arrivando allo zero, la macchina che sta per iniziare a muoversi e raccogliere i concorrenti per il via di questa quarta dall'Arcoveggio di Bologna. Macchina in movimento. 1 Galaxy OP Stefano Lago, 2 Gambler Trio Andrea Orlandi, 3 Gurdjieff Club Samuele Querci, 4 Gilmar di Ruggi Giampaolo Carlotto, 5 Ginevra Mark Giuseppe Colantonio, 6 Ginevra Dalifont Daniele Zanardi, 7 Gaston Stefano Baldi, 8 Gigi Hadid R Patrick Romano, 9 Java dei Greppi Nicola Del Rosso, 10 Gringoire SP Paolo Mazzieri, 11 Gio Giti Michela Rossi. Problemi per Gambler Trio, che rimane distante e fuori corsa. Partiti. È veloce Ginevra Dalifont che va a chiedere strada a Ginevra Mark, non la ottiene, cerca di parcheggiare in seconda posizione allora Daniele Zanardi e ci riesce alle spalle di Ginevra Mark. Terza posizione per Gurdjieff Club, poi di fuori Gilmar di Ruggi in corda Galaxy OP. 200 metri iniziali in 14,7. Ginevra Mark in 10, vantaggio, c'è la mossa SP, squalificato da parte di Giogiti che va a prendere la seconda pariglia alle spalle di Gilmar di numero Ruggi. 9 Java dei Greppi, Alla retroguardia rimane Gaston. 400 metri iniziali in 30,5. Ginevra Mark al comando, Ginevra Dalifont in seconda posizione, galoppa Gilmar di Ruggi che era all'esterno e lascia così allo scoperto Giogiti, poi in corda numero ancora 4 Gurdjieff Club, Gilmar di Ruggi, Galaxy OP squalificato e Gaston. 47,3 i primi 600 metri di gara con Ginevra Mark che continua in vantaggio su Ginevra Dalifont, di fuori Giogiti, in corda Gurdjieff Club, in pariglia Gaston, poi Galaxy OP, in coda Gigi Hadid R. 800 metri in 1,3 con sempre Ginevra Mark a comandare su Ginevra Dalifont che segue in seconda posizione, di fuori Giogiti, in corda Gurdjieff Club, poi Gaston, quindi Galaxy OP. Chilometro iniziale passato in 1,18,6 da Ginevra Mark che prova ad allungare, Giogiti con coraggio sempre allo scoperto, in corda Ginevra Dalifont, in pariglia Gaston. Quando siamo a 400 dal palo, frazione in 15,4 per la retta di là, con sempre in vantaggio Ginevra Mark, di fuori Giogiti, in corda Ginevra Dalifont, ha sbagliato Gurdjieff Club, poi numero Gaston 3, a metà dell'ultima curva controlla le operazioni al comando, Ginevra Mark in chiaro vantaggio nei confronti dei rivali. Di dentro Ginevra Dalifont, al largo Giogiti, poi Gaston che finisce bene a centropista, Ginevra Mark nel finale stacca e vince facile su Giogiti e Gaston finisce bene in corda per il quarto posto Galaxy OP, 1,18,4 con 32,3 per gli ultimi 400 di gara e la vittoria va a Ginevra Mark, cost to cost Giuseppe Colantonio, Daniele Cuglini. Giuseppe Colantonio che è anche proprietario della favorita, una figlia di Ideale Luis, Robinia Spin, che si impone in facile e disinvolto percorso d'avanguardia, corre molto bene Giogiti al secondo, al terzo Gaston.